Te mi ha lasciato ingrato Enea, chi tanti supportabile penare. Più bella ne potesse incontrare, ma chi ti ama e che dido. Vives tu encerrada en cusa gabbia, conservas los amores que incautela, mamar de todo tu coro en non de l'abbia, justiscia de Cartago, aspus tu vela. Infine il destroiano e de Sarabia e de Paris a tenes parentela. Si mi amas a la viña esto en que la, si ti queres de ti doy enamorare. Tu esali che benigno, chi si dolo de fondo curas tanto. Digno, chi sorramos implorante fatto assigno. Chi sorramos implorante fatto assigno da esile esauribile o pianto.
mare posenne, oh Maria e Deisata, oh mare vestita de una túnica lisera, vestita de una túnica lisera, vestita de una túnica lisera, Assolutamente sì, certo. Infatti vi ricordo che grazie mille al tenore Nolino Pira di Viti. Proseguiamo la conferenza, però dopo la conferenza vi prego di rimanere con noi perché continueremo, ci saranno dei balli ovviamente. Quindi la serata non termina quando termina la conferenza, ecco. Last but not least, dicono in Inghilterra, proseguiamo con Gianfranco Meloni, che in realtà qua è quasi su Meredomo, perché è lui il presidente di Assozio Launedda Sardegna che ha organizzato per questo weekend l'8ª edizione della festa dei Launeddas. Quindi Gianfranco continuerà appunto a raccontarci, rimanendo sempre sullo stesso percorso, il ruolo delle Launeddas nella festa. Grazie Gianfranco. Grazie Federica, grazie a tutti voi per essere
intervenuti, anche quest'anno così numerosi. Il vostro affetto ci aiuta ad andare avanti, ci aiuta a continuare nel nostro impegno. Cercherò di essere molto breve. I due amici Alessandro e Omar mi hanno dato veramente tanti spunti per tante riflessioni, ma cerco davvero di tirare le somme riportando un pochino il discorso a quello che la tradizione delle Launeddas nel sud dell'isola, che valore ha questa tradizione. E due degli elementi importanti che hanno citato sia Alessandro che Omar sono due elementi importanti. Uno è proprio la parola tradizione e l'altra è la parola comunità. Sono due cose molto importanti, strettamente legate l'una all'altra, perché ancora oggi qualcuno pensa che la tradizione sia qualcosa che si è fermata nel passato e che riproponiamo in qualche modo ancora oggi. Niente di più sbagliato. La tradizione è qualcosa che cammina al passo coi tempi se vuole rimanere viva. Mi pare che stasera abbiamo visto i ragazzi che suonano e che lo fanno in maniera assolutamente attuale, suonano nel presente, non fanno riproposizioni che sono state fatte 50 anni, 100 anni fa. Se dopo chiamiamo Stefano e Gianluca a fare un'altra suonata, quella suonata sarà diversa dalla prima. Perché? Perché c'è un elemento di creatività, c'è un elemento di novità in ogni performance che noi facciamo. Credo che per il tenore valga esattamente la stessa cosa. Ogni esibizione, tra virgolette, quindi ogni suonata, ogni cantata ha qualche cosa di nuovo. È chiaro che i tempi cambiano, non si può pretendere, neanche vogliamo che i tempi si fermano, altrimenti ci saremmo fermati all'età della pietra, oggi insomma saremmo ancora lì. Tutto quello che fa l'uomo cambia, si trasforma, si rivitalizza e vive appunto anche come dire, stimolato da tutti gli input esterni che arrivano. Pensiamo a cosa è successo nelle nostre società quando è arrivata la radio e la televisione. Prima, è ovvio, conoscevamo solo e solamente il nostro mondo perché da fuori non arrivava nulla. Poi arrivano la radio, arriva la televisione e iniziano ad arrivare le musiche esterne, inizia ad arrivare quella musica che non conoscevamo e che in qualche modo ha iniziato a influenzare anche il gusto musicale, non solo della comunità, ma degli stessi suonatori. Poi sono arrivati gli strumenti musicali di importazione, pensiamo a cosa è stato l'arrivo della fisarmonica, dell'organetto diatonico, che come dire, in qualche modo potevano creare un pericolo agli strumenti tradizionali o al canto tradizionale, e invece abbiamo visto che questo alla fine non è successo. Non è successo perché molto abilmente, e comunque legati da quella passione, da quella forza interiore che i suonatori hanno, non si sono lasciati comunque vincere da tutto quello che arrivava fuori, ma con forza e con prepotenza hanno cercato di resistere, passando dei grandi periodi di crisi. Abbiamo avuto periodi dove la cultura sarda non aveva quasi più valore, veniva considerata qualche cosa di grezzo, le cose dei pastori, le cose delle campagne, perché comunque la modernità ci aveva talmente pervaso che ci vergognavamo di parlare in sardo, ci vergognavamo di ascoltare la musica sarda, tutto quello che era sardo praticamente era un qualche cosa da scartare. Quindi in qualche modo, ecco, quelli erano i momenti critici, lì ci sarebbe potuta essere quella frattura terribile che mette fine proprio a un'espressione popolare, una cultura popolare, e tutto quello che viene interrotto poi in qualche modo può venire recuperato, ma assolutamente non è la stessa cosa. E noi in Sardegna abbiamo questa grande fortuna che tutte queste espressioni popolari, il canto a tenore, l'auneddas, ma anche il canto campidanese, eccetera, non hanno mai smesso di avere la loro vita. E quindi non abbiamo avuto modo, o meglio, non siamo stati costretti a ricostruire qualche cosa. Guardate che questo è capitato in quasi tutti i paesi del sud Italia, che
sembra che abbiano un chissà quale patrimonio, ma gran parte di quel patrimonio è ricostruito, quindi è una sorta di folk revival, non è più il patrimonio che evolvendosi è arrivato sino a noi. Quindi quando io parlo sempre di musica viva, le Leonidas sono una musica viva, sono quel ponte che ha saputo traghettare questa musica dalle vecchie feste a oggi, certo cambiando. Se io penso alle processioni, ma senza andare molto lontano, anche degli anni 60 dove ero appena nato, quindi anni 60 sino agli anni 70, nel paese, come dire, era la comunità che faceva la festa, la comunità viveva e organizzava la festa, non c'erano enti esterni che organizzavano una festa, quindi la festa la sentivano veramente loro, e il suonatore di Leonidas era parte integrante della festa, faceva parte del rito, delle celebrazioni proprio, non era una colonna sonora appiccicata. Quindi c'erano questi paesaggi sonori fantastici fatti dalle campane che suonavano per tutto il percorso della processione, fatto dai rosari cantati, dal popolo che cantava, dai fedeli che cantavano i rosari, dal suono delle Leonidas, dallo scampanellio dei buoi, del gioco dei buoi che accompagnava il passo dei fedeli. Tutto questo insieme era una grande armonia disorganizzata, ma era una grande armonia. Non c'era bisogno di dare delle scalette o delle priorità, prima cantiamo, poi preghiamo, poi suoniamo, no, si faceva tutto e tutti insieme ed era un paesaggio sonoro fantastico. Poi, senza dare giudizi di merito, però si sono aggiunte a questi elementi della tradizione, ecco, l'innovazione, arrivano le spinte da fuori, quindi aggiungiamo altri elementi, la banda musicale. Oggi vediamo processioni accompagnate dai tamburini e trombettieri, dai fucilieri, insomma ci sono rumori, suoni che hanno volumi molto diversi da quelli che avevano tutti gli elementi che abbiamo citato prima. E quindi quella disorganizzazione, quell'armonia disorganizzata che era tanto bella da sentire, oggi non si può più sentire. E quindi c'è bisogno di organizzare, prima suona la banda, poi suonano le Leonidas, poi canta il prete, poi eccetera. Quindi abbiamo sicuramente perso una gran parte di questo patrimonio. Non è un'operazione nostalgica la mia, ovviamente, perché comunque la fortuna è che le Leonidas continuano a esserci, continuano in qualche modo avere una funzione in queste celebrazioni, in queste liturgie. La riflessione che voglio lasciare, la lascio soprattutto ai miei amici suonatori di Leonidas, è che l'impegno è quello che intanto non ci dobbiamo mai opporre al cambiamento dei tempi. Noi dobbiamo percorrere i tempi, la nostra musica deve essere sempre viva, deve essere sempre fatta al presente, mai al passato. Però, come dire, quando troviamo organizzazioni o comitati, magari di persone che non conoscono questi significati, non dobbiamo neanche avere paura di ricordare che funzione hanno le Leonidas in questi contesti, perché questa è una funzione anche di, come dire, di educazione, di divulgazione. Non possiamo far colpa a un comitato di ventenni che magari non sa esattamente cos'è una festa, se poi arriva il suonatore di Leonidas e dice ma il suonatore dove lo mettiamo? Perché io l'ho sentita dire questa cosa, come il suonatore dove lo mettiamo? Cioè non può esistere. Se io vado dove c'è un comitato stabile non chiedo neanche dove mi devo mettere, perché lo so già e loro sanno già dove io mi devo mettere. Purtroppo oggi, ecco, però questo è un po' il rovescio un po' negativo della medaglia, ci troviamo di fronte anche a questo tipo di contesti. Quindi noi dobbiamo comunque essere anche portatori di educazione e qualche volta dobbiamo essere anche, come dire, molto determinati nel non scadere in performance o in contesti dove veramente non diamo niente, non possiamo dare niente, e mi taccio. Quindi insomma, come dire, sono veramente contento però che le Leonidas non abbiano nessun problema a che i tempi cambiano,
La nostra associazione è il frutto dei tempi moderni,